Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Parliamo di rugby. Siamo in collegamento con Alberto Marusso, presidente della Rugby San Donà. Innanzitutto, presidente, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a voi. Allora, presidente, per prima cosa, la novità più fresca dal punto di vista del tempo riguarda la panchina della Rugby San Donà, in quanto il nuovo allenatore della prima squadra per la prossima stagione sarà Mauro Dal Sie, un tecnico del territorio, perché è San Donatese Doc. Ne vogliamo parlare? Sì, intanto mi lasci ringraziare chi ci saluta per motivi Certo. personali, ovvero Giancarlo Pivetta, a cui va tutta la nostra gratitudine e come è stato scritto nel comunicato, con lo stesso stiamo cercando di inquadrare, calibrare un po' di cose perché non vogliamo assolutamente perdere il contributo che Giancarlo riesce a dare a tutto l'ambiente in termini di qualità e anche in termini di positività personale, eccetera. Mauro Dassi lo sostituisce, non credo che sia più di tanto una sorpresa perché comunque Mauro è un allenatore che ha, oltre ad avere chiaramente le qualifiche necessarie, da anni gravita all'interno nel panorama della prima squadra, come è stato assistente di diversi allenatori della prima squadra, aveva la direzione tecnica fino alla stagione in corso di tutto il movimento dall'Under 18 in giù e noi riteniamo che sia la persona giusta per intraprendere questo nuovo cammino in Serie A. È una persona molto appassionata, preparata e con grande entusiasmo. So che ci stanno già incontrando e stanno già programmando tutta quella che sarà la preparazione alla pre-season nella stagione futura. E comunque in segno di continuità ci saranno ancora come assistant coach Alessandro Canal e Leonardo Bidogia come responsabili della parte atletica. Sì, esatto, è corretto, assolutamente sì. Alessandro sarà sempre responsabile di tre quarti, sarà assistente di Mauro Dassie, mentre confermatissimo Leonardo Bidogia che come dire, sta facendo un lavoro egregio e secondo me si è visto anche perché in questa stagione abbiamo, secondo me, dimostrato davvero di avere una marcia in più anche dal punto di vista atletico. Se vogliamo, a proposito della stagione che si è da poco conclusa, riassumerla con una parola sola, che parola si potrebbe usare? Entusiasmante, entusiasmante perché per chi come me si occupa di rugby da una vita, compresa la direzione sportiva, eccetera, questi campionati con il girone italiano sono molto molto difficili perché deve essere sempre tenuta la tensione molto alta, non devi perdere concentrazioni, devi anche non avere la sfortuna magari di perdere giocatori per infortuni, squalifiche e quant'altro, quindi è stato un campionato molto intenso, molto difficile secondo me, sia dal punto di vista mentale che fisico. I ragazzi sono stati bravissimi, i tecnici lo stesso, quindi direi che è stato proprio un lavoro condiviso anche dalla parte dirigenziale perché è sempre stato manifestato al gruppo la vicinanza, il desiderio di arrivare a questo traguardo che San Donà merita e che i ragazzi sandonatesi se lo sono andati a prendere, diciamola proprio così. E lei sa che da quando abbiamo fatto quel passo indietro, perché ne abbiamo parlato anche io e lei nel corso di altre interviste, Certo. post-Covid, noi abbiamo inteso fare quella cosa semplicemente per conservare il movimento sandonatese, quindi è stata presa una decisione di lavorare con ragazzi e persone di formazione sandonatese, non ci manca nulla, è chiaro che poi per carità potrebbe esserci anche qualcosa di meglio al di fuori, ma non è questo il punto. Noi abbiamo il dovere di inculcare nuovamente il concetto forte di appartenenza e
il valore della maglia, perché chi ha preceduto questi ragazzi l'ha resa grande, per cui ecco il desiderio di lavorare con i nostri, perché quest'anno abbiamo utilizzato le statistiche, 41 giocatori a lista gara, 42 forse, di questi solo 3 non erano di formazione salernitese ed erano comunque di paesi limitrofi, perché parliamo di Portogruaro, Ceggia, Jesolo, Sastina, queste cose qua, e continueremo a fare così. Le confesso che non ci sono grandi trattative per la rosa che affronterà la prossima stagione, per due motivi. Primo, perché diciamo che non abbiamo grandissime, tra virgolette, necessità. Secondo, perché chi ha lavorato quest'anno ha dimostrato di meritarsi una categoria superiore, per cui non nascondo che ci sono trattative, tra virgolette, con qualcuno che ci ha contattato. Non le nascondo che stiamo cercando di riportare a casa magari qualche salonatese che è in giro per il mondo, e quando intendo riportare a casa intendo proprio, come dire, far capire loro che questa realtà, questa cittadina ha bisogno dell'apporto di tutti, per cui piuttosto che fare la comparsa altrove è meglio essere protagonisti in patria, quindi un po' come dire, piuttosto meglio primo fra i Galli che secondo a Roma, e magari secondo, magari sono anche quinto, sesto, decimo, eccetera. Per cui questa è la nostra intenzione, come pure per lo staff tecnico, perché tutte le persone che si occupano, che lavorano per Sandonà, sono di Sandonà. Ma quindi, Presidente, lei ha detto che siete stati contattati, quindi non siete andati voi in cerca di questi giocatori, No, sono loro che hanno chiamato assolutamente. voi. No, assolutamente. Cosa vuole? Poi quando ci sono il nostro movimento, diciamo così, nel Veneto importante, per cui contatti, conoscenze ce ne sono e ce ne saranno sempre. Per cui la telefonata dell'amico che ti segnala, piuttosto che di quello che chiede di poter parlare con noi, eccetera, eccetera. Quindi ci sono poche cose, perché parliamoci chiaro, perché non è un'attività che spesso si vuole associare ad altri sport dove il mercato giocatori è molto più intenso e ricco. Ci sono delle chiacchierate e se avranno buon esito ne saremo felicissimi, ripeto, però all'interno di criteri che per quanto mi riguarda e ci riguarda sono imprescindibili. Quindi territorio, appartenenza, sposare il progetto, come i ragazzi che ci sono uniti a noi quest'anno hanno dimostrato e si sono rivelati importantissimi per la riuscita della conquista del campionato. Ultima cosa, ma non per questo meno importante, avete avuto delle conferme e delle novità per quanto riguarda invece gli sponsor? Ma guardi, noi non abbiamo nessun problema in questo senso, abbiamo rinnovato il rapporto con il contratto che ci lega col nostro main sponsor, e chiaramente stiamo lavorando anche alla ricerca di qualche altro finanziatore, ma ripeto, non abbiamo fatto il passo e non lo faremo mai, il passo più lungo della gamba, per cui siamo assolutamente sereni in questo senso, sereni. Chiarissimo. E dunque, per averci parlato della situazione attuale del rugby Sandonà, ringraziamo di cuore il presidente Alberto Marusso per essere stato con noi. Grazie a voi dell'invito, grazie.